I padovani conoscono la più grande piazza di Padova, che è Prato della Valle, poi c'è la più elegante, che è Piazza dei Signori, la più vivace, che è Piazza delle Erbe, insieme con Piazza della Frutta. Ma c'è una piazza coperta a Padova, è la Galleria dei Borromeo. Guardate che posto bellissimo, ci sono negozi di design, ci sono negozi di tappeti, negozi di lusso, c'è addirittura un negozio di champagne. Andiamo a scoprire. Ciao Stefano Agostini, io lo conosco da più di 20 anni, è di una famiglia di innovatori della ristorazione e del saper bere. Tu hai aperto tanti anni fa il Godenta. Sì. E adesso hai aperto questo temporary shop, come potevo definirlo? Qui abbiamo fatto questo quasi per gioco, questa idea, questa progettazione, dove per il periodo di Natale, Sì. quindi diciamo dai primi dicembre fino a più o meno alla metà di gennaio, si è deciso di provare a fare un temporary. E qui dentro uno dice, beh, c'è lo champagne, allora mi sveneranno. No, si trovano anche dei vini di ottima qualità, abbordabili. Le selezioni di vini vanno da vini di tutti i giorni, quindi la bottiglia da tavola, diciamo, piuttosto che la regalistica, quindi le confezioni, la cesta di Natale, la bottiglia di distillati importanti, il panettone che non può sicuramente mancare per il periodo natalizio. E allora uno, invece di andare a comprare su Amazon, vieni da Stefano Agostini e ti ubriachi. E insomma, una serie di boutique, di ristoranti, di bar, di negozi belli, innovativi, in questa piazza coperta. La chiamano Galleria dei Borromeo. Io la chiamerei una piazza sorprendente.